Claudia Zuncheddu, ci scrive un giovane disoccupato che ha deciso di emigrare, chiede di dargli una sola buona ragione per restare in Sardegna. E poi un'altra domanda anche per Omar Onnis, quali potrebbero essere le basi economiche per un'eventuale indipendenza, ovviamente economica, della Sardegna in questo caso? Claudia Zuncheddu? È feroce la domanda. Però bisogna essere pronti. No, bisogna essere pronti. Qui in Sardegna bisogna lottare perché si creino davvero delle speranze, perché non è più accettabile che la nostra gente debba scappare. Noi abbiamo le risorse per lanciare la nostra economia partendo proprio da quelle tradizionali. Abbiamo necessità di rilanciare le economie legate al territorio, parlo della pastorizia, parlo dell'agricoltura, parlo della pesca. La regione Sardegna, fra l'altro, vergognosamente a tutt'oggi non è dotata di una buona legge sulla pesca, che è terribile, è scandaloso. Infatti. Bisogna pensare che uno sbocco immediato e concreto di lavoro si chiama bonifiche. Noi viviamo in una regione fortemente inquinata. Ci arriviamo a parlare di questo perché poi parlo della sua battaglia anche sulla questione di La Maddalena, G8.